Andiamo a controllare nelle barche chi c'è e quante persone ci sono. Non vengono tassati i turisti. Viene tassato lo stazionamento delle grandi barche in Sardegna, quindi non delle barche, delle grandi barche in Sardegna. E viene tassato affinché anche a queste grandi barche in Sardegna, che con piacere vengono a trovarci, possiamo garantire in futuro anche queste grandi barche partecipano a una necessità di tutti, garantire la qualità ambientale delle nostre coste, garantire la pulizia dei porti, garantire che per il quale vengono a trovarci, e cioè la meraviglia del nostro ambiente naturale soprattutto, garantire che questo per cui vengono a trovarci sia effettivamente tutelato, valorizzato, mantenuto. Quindi non mi pare in nessun modo un, un atteggiamento punitivo, ma anzi l'atteggiamento di chi sente la responsabilità dei valori ambientali presenti in Sardegna, li vuole tutelare innanzitutto per noi stessi, innanzitutto per le nostre future generazioni e tutelare per tutti, compresi i turisti. Le altre tasse di cui si è parlato è la tassa dei soggiorni, che non serve per punire i turisti, ma ancora serve per dare un'offerta migliore ai turisti, serve per finanziare i comuni che con questi soldi potranno migliorare la qualità dei servizi, organizzare le tante manifestazioni di contorno e di accoglienza che i comuni cercano di organizzare per rendere ancora più piacevole la permanenza dei turisti.